Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'en m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je Stamane visita di George Bush Senior, ex presidente degli Stati Uniti, padre dell'attuale presidente dell'America. Prima l'incontro con il nostro capo del governo, del quale Bush è sempre stato amico e lo ha sempre ampiamente dichiarato. Ai giornalisti poi, a conclusione dell'incontro, ha detto: Berlusconi è un grande politico, fedele all'Alleanza Atlantica, fedele ai principi di libertà e di democrazia. Sono le 9 quando George Bush Senior arriva in via del plebiscito per incontrare il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il colloquio dura circa un'ora, poi, al termine, una breve conferenza stampa con i giornalisti. Lo ringrazio per aver dedicato questi giorni suoi di visita in Italia, che credo gli abbiano consentito di rendersi conto di come l'Italia sia vicina agli Stati Uniti e di come tutto il popolo italiano, e in particolare il Presidente del Consiglio, è riconoscente a questa grande democrazia a cui ci ricordiamo sempre di dovere alla nostra libertà. Quindi lo ringrazio, ho mandato attraverso di lui i saluti a suo figlio, l'attuale Presidente, che è impegnato in decisioni molto difficili. Ho anche detto tuttavia che abbiamo ammirato la saggezza con cui sino ad ora il Presidente George Bush e quindi l'America si è comportata dopo la grave ferita che hanno subito l'11 di settembre. Lo ringrazio per aver dedicato questi giorni suoi di visita in Italia, che credo gli abbiano consentito di rendersi conto di come l'Italia sia vicina agli Stati Uniti e di come tutto il popolo italiano, e in particolare il Presidente del Consiglio, è riconoscente a questa grande democrazia a cui ci ricordiamo sempre di dovere alla nostra libertà. Quindi lo ringrazio, ho mandato attraverso di lui i saluti a suo figlio. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'en m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume.
sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas